Purtroppo dobbiamo dire e accettare che nelle ultime partite Lascari, Castellammare oggi, le cose non sono girate al meglio, però l'importante è rimanere uniti, tenere questo spirito di squadra, tenere questo attaccamento, questa voglia di vincere le partite. Oggi abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione, mi tengo la prestazione per oggi perché è un peccato non averla vinta questa gara. Certo il Castellammare ha avuto un paio di occasioni, però questo secondo me è un campo difficile per tutti, loro sono una squadra che fa questa categoria da anni, quindi insomma all'inizio della partita forse un punto andava bene, un po' c'è il rammarico, però va bene così, sappiamo tanto a prescindere dobbiamo lottare fino alla fine. Se fosse facile salvarsi con una rosa così giovane, anche se qualitativa, l'avrebbero fatto tanti altri prima di noi. In realtà è un caso raro che squadre così giovani si riescono a salvare, noi ce la stiamo mettendo tutta e lo faremo fino alla fine, sono abbastanza sicuro che alla fine in un modo o nell'altro raggiungeremo la salvezza che ci meritiamo. Tutti i bonus di sfortuna di questa stagione spero di non ritrovarmene nelle prossime, però comunque a parte questo credo, la mia convinzione è che a fine anno tutto si equilibra. Ecco. È successo che la partita era in equilibrio, tra l'altro Salvatori stesso, che ringrazio, si è messo a disposizione, ero indeciso a farlo entrare in un ruolo non suo perché comunque i ragazzi stavano giocando bene, lui stesso mi ha detto mister quello che è bene, secondo me, anzi per un momento mi ha detto mister io non lo farei il cambio, non per insicurezza ma perché c'è questo spirito oggi, anche questo è un segnale che mi ha fatto molto molto piacere. Ecco. Col Casteldaccio è una partita importante come lo saranno tutte da qui a fine anno, è un mini campionato dai. Tutte lì giù non ci stanno a retrocedere, tanto meno che noi. Ogni settimana succede qualcosa, risultati a favore, contro, insomma sarà tosta fino alla fine. Ecco.